Conoscete che cos'è Lavender? Si tratta di un sistema di intelligenza artificiale utilizzato da Israele, dall'esercito israeliano, per compiere omicidi mirati. Come funziona il tutto? Vengono utilizzati i dati di internet, di navigazione, per individuare presunti miliziani o affiliati di Hamas, che l'esercito israeliano procede poi alla soppressione attraverso un omicidio mirato. L'intelligenza artificiale individua quindi delle persone che sono presunte persone affiliate o miliziani di Hamas, quindi non c'è alcuna certezza, ma l'esercito israeliano procede alla loro soppressione fisica. E qual è il fatto che si registra secondo i dati e secondo quanto scoperto da alcuni giornalisti di inchiesta? È che all'interno di questi omicidi mirati, per ogni miliziano presunto di Hamas, per ogni persona presunta miliziana di Hamas individuata dal sistema di intelligenza artificiale, in media altre 15 o 20 persone vengono uccise. Cioè nell'azione compiuta dall'esercito israeliano altre 15 o 20 persone che non c'entrano assolutamente nulla vengono uccise e soppresse insieme alla persona individuata dal sistema di intelligenza artificiale. Questo è il sistema attraverso cui operano le forze armate israeliane. Il caso, come ho detto, è stato portato alla luce da giornalisti di inchiesta israeliani, pubblicato dall'emittente Più 972, ma ancora pochissime persone al mondo lo conoscono. Diffondete questo video e fate in modo che la verità arrivi a quante più persone possibili. Capolinea è l'ultima fermata della libera informazione.